Lorenza Carlassare parlava appunto della legge Acerbo del 23, una legge che ha consentito poi il ventennio fascista. Professor Casen, in questo senso una legge che aveva anche un minimo, il 25%, per assegnare un premio di maggioranza importante, i 2/3 parliamo del... Però una legge che prevedeva anche di poter scegliere poi il candidato. Sì, la legge Acerbo non era così penalizzante e il fascismo è cresciuto nell'Italia degli anni 20, 30 e 40 per altri motivi. Dietro c'era sicuramente una lobby che interessava che ci fosse una persona, diciamo, di carattere, chiamiamolo così, sì, che potesse portare l'Italia fuori di quella crisi diciamo, economica, politica e di unità d'Italia che si portava dietro dal 1861. L'Italia non era unita, né i Savoia erano riusciti a imprimere un concetto di unità. Chi tenta di farlo in maniera anche drammatica è Mussolini, inventando una storia, quindi siamo tutti figli della lupa, ripartiamo dall'impero e ricreiamo l'impero. E quindi qui nasce il concetto astratto di unità d'Italia, di un'Italia ricca, florida, è vietato parlare di cose negative, si parla solo in positivo e quindi gli italiani allo scadere della seconda guerra mondiale sono tutti convinti che l'Italia sia un impero ricchissimo. Si accorgeranno dopo, quando perdono la guerra, che invece esce la miseria che c'era anche prima ma che veniva tenuta nascosta con tutti i danni che è stata fatta dalla guerra. Quindi diciamo che quella legge non fu così dannosa se non per alcuni aspetti. Questa legge invece nasce da un'esigenza di avere un governo che governa. Nella Costituzione perfetta che è stata fatta negli ultimi anni, negli anni 40, si pensava, proprio alla luce di una situazione negativa del fascismo, di fare un Parlamento perfetto, dove tutto fosse regolato come un orologio svizzero, quindi Senato, Camera, Presidente del Consiglio, Governo e soprattutto un altro che ha poteri ma non sufficienti per poter stravolgere la politica italiana, che era il Presidente della Repubblica. Tutto perfetto, il problema stava sul fatto che non esisteva effettivamente un'unità di partito, se non questa unità determinata da un evento politico che era superiore al concetto italiano di unità di intenzioni, che era la Guerra Fredda. La Guerra Fredda ci obbligava a stare uniti e quindi ha creato i due grandi blocchi, la destra e la sinistra, soprattutto perché in Italia c'era un partito fortissimo, che era il Partito Comunista, che era il partito più forte, più grande dell'Europa, diciamo, occidentale, e quindi era la cosa che ha sempre ostacolato un'alternanza all'interno della Repubblica Italiana. Oggi ne stiamo pagando lo scotto di questa perfezione, perché non siamo riusciti a gestirla. Quindi ogni governo, dai governi quando c'erano i liberali e successivamente quando sono entrati i socialisti all'inizio degli anni 60, eccetera, quindi col primo governo di centro-sinistra, c'è stato un continuo accorpamento di un partito dominante che era la Democrazia Cristiana e poi una serie di altri partiti che faceva sì che il governo potesse gestire le sorti del paese. Ma siccome questa piccola differenza, questa maggioranza che non era mai stabile, determinava una instabilità dei governi, che addirittura noi facevamo i governi balneari. Cioè, scientemente a giugno si diceva adesso facciamo il governo balneare, nuovamente era il Leone che veniva incaricato a sostenere e terminava a settembre, si faceva un altro governo e quindi si andava avanti. La media fino al 1994, quando si è creata la cosiddetta Seconda Repubblica, si è creata una notevole stabilità,
perché addirittura abbiamo visto governi che duravano 4-5 anni, cosa mai vista precedentemente ed era positiva. Però la media abbiamo visto è di 1 anno e 2 mesi in questi 70 anni. Questo non ha consentito di gestire gli interessi dell'Italia secondo criteri di democrazia. Primo perché appunto c'è stato un partito dominante e quando i partiti dominanti rimangono al governo per troppo tempo finiscono per non riuscire a capire quali sono le dimensioni della politica del paese. E seconda cosa, non c'era l'alternanza. Adesso è necessario fare una nuova regola, una nuova legge, però non possiamo fare di tutto questa congerie, questa situazione costituzionale, cambiare solo una tesserina sperando che tutta la prospettiva cambi. Va cambiato il sistema? No, per esempio perde il significato il Presidente della Repubblica in questo momento, non entro nel merito se è buono o cattiva, perde il significato il Senato e tutto l'equilibrio stava su questi due, Senato e Camera. Chi è il Senato? Da chi viene rappresentato? Chi lo elegge? Nessuno, perché è un Senato che viene eletto in maniera indiretta. Cioè tutta una cosa che viene stravolta, ma non è organica come succede in Francia, dove c'è un certo tipo di Costituzione che prevede un certo meccanismo. È, diciamo sempre in Veneto, peso tacon le sbrego. Quindi andrebbe coraggiosamente creato uno staff di persone che mettono in piedi una nuova Costituzione che sia equilibrata e che porti effettivamente a un governo che governa con una maggioranza. Questo è il problema critico di questa legge. Un governo che governa con una maggioranza. Uno dei temi che appunto il governo sta affrontando in questo momento è proprio la buona scuola, una riforma scolastica che vede l'assunzione di migliaia di docenti precari, ma vede anche un rinnovamento di un sistema che è sicuramente un sistema non più al passo coi tempi, nei programmi e nei modi. C'è una legge di iniziativa popolare, qui con noi abbiamo uno dei promotori che nasce proprio dal lavoro degli insegnanti sul territorio ed è ormai da diverso tempo che esiste questa legge, è già stata presentata, ma c'è anche una buona scuola che ha tutto un suo percorso di ascolto, ha coinvolto via internet attraverso una consulta molto ampia, ma oggi non viene condivisa dalle parti sociali, dagli insegnanti, se vogliamo anche ha compattato, se vogliamo, i sindacati nuovamente, che assolutamente non condividono le linee di questa nuova scuola, però i tempi sono stretti. Carlo Salmaso. Mi permetterei di contestarle 2 o 3 delle cose che ha detto nell'ultima parte del suo discorso. E in qualche modo direi che magari in maniera involontaria mi riallaccio comunque al discorso dell'italico. Io non penso che ci sia stata una fase di ascolto. Lo dico da persona che lavora nella scuola, ascoltare le persone significa ascoltare le persone. Fare una indagine via internet è una cosa diversa. Farla affidandola al Cineca, che è quella società che ha gestito il disastro delle iscrizioni a medicina, dei test di medicina, dei test per i nuovi dirigenti scolastici, credo che sia quasi un'opera truffaldina, nel senso che della rilevazione che è stata fatta noi non abbiamo mai avuto quello che si ha anche nei blog che un normale cittadino ha, il contatore. Il contatore non è stato mai messo in chiaro. Noi abbiamo avuto dei numeri che ci venivano raccontati dal Ministro che al 13 di novembre dichiarava 63.000 persone che in qualche modo avevano usufruito di questo servizio ed espresso dei giudizi. Questo in un lasso di tempo che era stato grosso modo sempre di 2 online, mesi, via sempre rete, online, quindi. e 2 giorni dopo dichiarava che erano 202.000, con un numero che è triplicato in un arco di tempo pari a un 40esimo di quello che aveva avuto a disposizione prima. Queste sono le persone che in qualche modo si sono espresse. Al di là degli accessi, gli accessi dichiarati sono circa 2 milioni, ma chiunque sa che io posso accedere... Ma al di là degli accessi, che cosa chiedete oggi No, piano, e che tipo di dialogo chiedete, visto che ritiene che non sia stato fatto? Io le dico, questo io da cittadino non la posso considerare una fase di ascolto. Seconda osservazione, il progetto che era stato presentato il 3 settembre, il disegno di legge che ci viene presentato come nuovo proposta legislativa da discutere dal 12 di marzo in avanti,
non sono due cose che viaggiano sullo stesso binario. Cioè, in che senso? Buona parte di quello che c'è nel disegno di legge attuale non faceva parte del PDF di 136 pagine con cui il 3 settembre Renzi ha presentato la sua iniziativa. Per esempio, affidare un potere eccessivo ai dirigenti scolastici non era messo in quel PDF, non era neanche una delle domande che venivano previste a risposta confezionata, ma questa non era neanche prevista nella parte data in Può essere internet. l'esito di una fase di ascolto? No, perché lei sa, io sono già stato qui da voi 3 mesi fa, certo, quando era in atto quella fase di ascolto, e il giorno prima io a Padova non ho potuto entrare a interloquire con i rappresentanti del Ministero. In quel momento c'era il sottosegretario Toccafondi. Non ho potuto entrare perché un cordone di Digos impediva ai cittadini che non avessero una regolare registrazione di poter entrare nel luogo in cui si discuteva, e la registrazione l'avevano solo le persone che in qualche modo erano già in sintonia con quello che veniva detto dentro. Quindi io non ho potuto dialogare ed esprimere la mia posizione con chi rappresentava il governo e soprattutto con esponenti del Ministero dell'Istruzione, neanche del governo. Io questa non la chiamo fase di ascolto. Poi lei mi chiede noi cosa contrapponiamo di diverso. Io direi partiamo dall'idea di scuola. Io nel documento di Renzi non ho mai trovato un'idea precisa. Lo studente non viene sostanzialmente nominato. Lei prima diceva siamo in un'epoca di crisi, c'è anche bisogno forse di modificare il sistema di istruzione. Ecco, io credo che l'unica cosa che non viene citata esplicitamente in quel documento è esattamente lo scopo che si prefigge, cioè quale nuovo tipo di studente voglio, quali nuovi tipi di programmi, se riteniamo che quelli attuali non siano buoni, voglio. Lì dentro io non lo trovo scritto. Ho un disegno di legge di 24 articoli che si sta discutendo col metodo del canguro, perché ormai ho imparato anch'io queste parole da Parlamento che prima non esistevano. Sostanzialmente alla Commissione Cultura della Camera, invece che seguire un ordine sequenziale nella discussione dei 24 articoli, l'altro giorno ci si è improvvisamente fermati all'articolo numero 5, senza passare al 6, 7, 8, 9, che sono gli articoli pesanti di questa riforma, cioè quelli che riguardano i nuovi poteri ai dirigenti scolastici, per loro la possibilità in qualche modo di assumere direttamente gli insegnanti, la possibilità per gli insegnanti di lavorare a cicli precari di 3 anni, tutte queste cose sono dentro quei 4 articoli. Improvvisamente è arrivata lì la discussione, guarda caso proprio in prossimità dello sciopero del 5 di maggio, sciopero che ha portato nelle piazze più di 500.000 lavoratori, molti poi, se andiamo a guardare, non erano solo ed esclusivamente lavoratori, erano anche studenti, erano anche cittadini, erano anche genitori di quegli studenti che frequentano le nostre scuole. Improvvisamente la discussione si è interrotta. Le immagini proprio di questo sciopero che ha coinvolto, come dice lei, le famiglie, gli insegnanti, i ragazzi in questa riforma che è sicuramente epocale per il nostro Paese. Vediamo cosa è successo a Padova e vediamo le interviste agli insegnanti. Di questa buona scuola non penso praticamente nulla di buono, perché sotto vari aspetti è una regressione dal punto di vista sociale e pubblico. Primo perché vuole istituire un super preside con pieni poteri che deciderà praticamente tutto all'interno della scuola. Secondo perché gli organi collegiali verranno depotenziati e quindi alla faccia della cooperazione, della collaborazione democratica all'interno della scuola. Terzo motivo, perché verranno istituiti degli albi territoriali in cui il preside potrà spescare liberamente, e siamo ben consci che in uno Stato come il nostro, in cui
specialmente in Monteregione, ma non solo, in tutta Italia, il clientellarismo e il nepotismo la fanno da padroni, cosa potrà succedere all'interno della scuola? Vi ricordo che nella scuola italiana attualmente siamo nel 3,7% di investimento in percentuale rispetto al PIL e che è previsto nel DEF una diminuzione nei prossimi anni di altri 2-3 punti percentuali, per cui non è vero niente che i fondi per la scuola verranno incentivati e aumentati, è esattamente il contrario e l'hanno scritto nero su bianco. Lei appunto manifestava con la Costituzione in mano, cosa significa? Vuol dire che la scuola pubblica che noi stiamo difendendo oggi in piazza è nata dalla Costituzione, che è nata dalla Resistenza, e forse questo ce lo stiamo dimenticando, e quindi questo è un gesto per ricordare a tutti che quello che noi stiamo difendendo oggi è un diritto fondamentale che da questi nuovi decreti è stato attaccato violentemente. La scuola pubblica è lo stremo, non abbiamo più nessun tipo di risorse, però si vanno a finanziare le scuole private. Questo forse fa tutto un altro discorso rispetto del diritto allo studio e sulla libertà di insegnamento che non viene più rispettata in questo paese. Chiedo a lei che è un insegnante, i genitori sono informati di tutto quello che sta accadendo nel mondo della scuola? Noi cerchiamo di informarli il più possibile nelle sedi appropriate, però evidentemente dipende qual è la comunicazione di regime che passa, che molto spesso rischia di zittire anche le nostre giuste proteste. Quali sono i punti che non vanno di questo DDL sulla buona scuola? Intanto questo ricatto sulle 100.000 assunzioni, che sono un atto dovuto rispetto a una sentenza addirittura della Corte di Giustizia europea, con il resto del provvedimento. Noi chiediamo che emettano un decreto urgente per l'emissione di ruolo dal 1° di settembre e che invece il resto del disegno di legge compia il proprio percorso in Parlamento con una discussione approfondita, perché il disegno di legge sulla buona scuola è veramente pesante. C'è una norma europea che è stata accettata da tutti i paesi dell'Unione Europea, che prevede che più di 36 mesi non si può essere sfruttati da precari, ecco. Quindi è un atto dovuto, l'Italia altrimenti deve pagare in termini di sanzioni. Proponiamo una scuola inclusiva, una scuola con finanziamenti, una scuola con edilizia scolastica decente, c'è anche la cosiddetta LIP, che è una legge di iniziativa popolare depositata tra l'altro alla Camera, che è nata da una raccolta di firme di 100.000 tra docenti, insegnanti, genitori, studenti ancora anni fa, che è una legge alternativa. Famiglie, insegnanti, studenti in piazza per dialogare e cercare il confronto. Ciambetti, una riforma epocale per il Paese. Si parte dai giovani. Sì, però stiamo vivendo un momento di overdose di riforme. Le riforme vanno fatte bene. Mi pare che invece per ansia da prestazione, per voglia di dire ho fatto, ci troviamo con una serie di cose che probabilmente non funzionano nel miglior modo possibile. Lo stiamo vedendo con la Del Rio sulle province, il Renzicum elettorale, abbiamo visto i problemi che può portare anche rispetto appunto alla legge Acerbo, che era sicuramente più democratica con le preferenze. Quello della buona scuola è un altro esempio di questi. Io vi racconto cos'è avvenuto all'interno della conferenza delle regioni. Gli assessori all'istruzione hanno guardato questo testo, hanno espresso un parere negativo in commissione per appunto circa 12-13 articoli di questa legge, arrivati poi in conferenza dei presidenti, i presidenti che hanno un po' più sensibilità politica, appunto la maggioranza è di una parte politica, diciamo mitigato il giudizio, però rimane un giudizio non positivo. Anche oggi in conferenza Stato-Regioni il giudizio delle regioni è stato appunto che questa cosa va affrontata e va vista in una maniera più partecipata, più perlomeno anche collegata al territorio, che non sembra da questo testo uscito. Anche il fatto degli insegnanti a chiamata diretta non sembra rispettare completamente il dettato costituzionale. Quindi ci sono cose che per appunto ansia da prestazione si arriva a proporle senza i dovuti passaggi, le dovute verifiche, e purtroppo rischiamo di fare cose che invece di migliorare la situazione
portano a un peggioramento. Quanto diceva appunto l'insegnante per quanto riguarda il DEF, è evidente che è prevista una riduzione delle risorse per la scuola, per l'università, e questo con questo testo di legge cozza assolutamente. Non può avere un percorso legislativo di questo tipo con un DEF che invece prevede una diminuzione di risorse. Domenico, in questo senso Renzi ha a cuore gli studenti, gli insegnanti, o è un insieme che va visto un po' a 360 gradi? Quando uno ha la responsabilità del governo non può avere a cuore solo una parte del problema, deve avere a cuore l'insieme della struttura organizzativa, in questo caso della scuola, e quindi con al centro però il futuro dei nostri figli, dobbiamo dirlo in maniera chiara, mentre è chiaro che poi ogni parte cercherà di portare sul tavolo delle trattative la propria parte, però il governo ha il compito di mettere al centro la cosa più importante, ripeto, che è l'istruzione dei figli e delle nuove generazioni. Se mi permettete una battuta, siamo talmente in una fase di regime che in trasmissione come questa c'è una persona che difende il governo e 7 che lo contestano. Forse e si quindi vedo un regime forte e posso permettermi anche di dire che io non credo, per l'onestà intellettuale, per l'onestà intellettuale che ci contraddistingue e per anche la qualità degli ospiti, io credo che non sia opportuno, ma anche io credo per il rispetto che dobbiamo a tutti i cittadini italiani, accostare periodi così bui del nostro paese come il fascismo a un momento storico in cui questo governo si assume delle responsabilità. Anche dentro la buona scuola, perché quando individuiamo una piramide organizzativa, perché quando parliamo dei dirigenti scolastici c'è il tentativo che in questo paese finalmente ci sono molti contrappesi, fra l'altro, perché il decreto sta cambiando anche rispetto ai dirigenti, cioè il piano dell'offerta formativa passa dal collegio e quindi non è vero che possono fare tutto quello che vogliono, però c'è un tentativo politico forte a cui io voglio sollecitare la discussione. Questo è il paese in cui le persone non si prendono mai la responsabilità nel pubblico impiego e nella politica. Ecco, qui abbiamo un governo che dall'Italico alla buona scuola si prende la responsabilità. Qui abbiamo un governo che quando fa la buona scuola intende che dal ministro all'ultimo degli insegnanti tutti sappiano qual è il proprio ruolo e chi ha la responsabilità. E anche all'interno dei dirigenti scolastici non è vero che mettiamo lì dei podestà, perché anche gli stessi dirigenti saranno valutati. C'è un controllo. Allora io dico, non è più vero da oggi. Non è più vero da oggi. Oggi avete approvato un emendamento che cassa la parte in cui si dovevano andare a valutare i dirigenti. L'emendamento proposto da Forza Italia da voi e votato da voi. Quindi questa è la serietà che state facendo i lavori in Commissione. Se posso permettere, siamo in una fase in cui il decreto si sta modificando giorno per giorno e io vorrei parlare della buona scuola nel momento in cui il decreto sarà concluso, però siamo anche in una fase di grande ascolto. Io sono stato protagonista domenica insieme al Premier Renzi a Venezia, e io credo che tutti debbano riconoscerlo, di un momento in cui un gruppo di insegnanti in maniera legittima e democratica ci hanno chiesto un momento di ascolto, io mi sono impegnato e il Premier in persona ha iniziato e ha ascoltato, cosa che fa puntualmente in ogni visita che fa nel nostro paese. Ma di tutti i documenti delle scuole io dico una cosa che mi interessa sottolineare, credo che interessa ai cittadini. O noi in questo paese, non lo dico per la buona scuola, lo dico per la buona amministrazione del nostro paese, iniziamo a mettere in fila le responsabilità di ognuno, oppure in questo paese la mancanza di responsabilità ha prodotto questo sistema. E io chiedo a voi, ma quanti precari ci sono oggi nella scuola? È tutto a posto oggi nella scuola? Non ci sono precari? È tutto a posto? Oppure questo governo con 1 miliardo, non è vero che ci sono le risorse, perché i dati che abbiamo noi da Palazzo Chigi dicono che proprio per rientrare del precario, cosa non obbligatoria, come sapete la Comunità Europea obbliga l'indennizzo, non l'assunzione, ma qui entriamo nella tecnica che mi interessa poco. Però politicamente o questo paese inizia a fare veramente della responsabilità a tutti i livelli, il suo filo conduttore, oppure è un concetto chiaro quello che lei noi rischiamo che nessuno risponda mai delle proprie responsabilità. Noi non siamo quel governo.
Il concetto un attimo solo è chiaro, l'Europa impone il risarcimento, il governo Renzi dice l'indennizzo. E noi invece li assumiamo. Invece il governo dice li assumiamo e garantiamo quindi uno stipendio. E li assumeremo anche dopo, perché nel 2016 sono 3 miliardi invece che l'1 nel 2015. Quindi c'è altro. Attraverso i bandi, attraverso i concorsi. Perfetto. Parliamo di una riforma che attende da tempo, quindi molto ampia e che trova poi delle problematiche sicuramente importanti da affrontare che si sono accavallate nel tempo. Oggi è indiscusso, i governi precedenti, nessuno ha voluto assumersi la responsabilità di affrontare un problema. Oggi questo governo lo sta facendo. Viene richiesto maggior dialogo da parte delle realtà, degli insegnanti. Praticando, cosa anche è con le successo al informazioni seguito di oggi? dello sciopero che abbiamo visto, che ha mobilitato e compattato sicuramente insegnanti, studenti e famiglie, perché il tema è sentito, l'esigenza delle famiglie c'è. A volte non si capisce nemmeno quello che sta succedendo, perché peraltro anche la stampa ha un ruolo in questo senso, perché non sempre informa. Allora, alla luce di uno sciopero importante e trasversale, come si è posto il governo? Che tipo di ascolto ha dato e se l'ha dato ovviamente? Ma io credo che al di là dello sciopero il governo abbia l'obbligo, e io personalmente cerco ogni giorno di farlo, di ascoltare anche quei lavoratori che dopo tutto sono dei lavoratori precari, no? E che da anni sono stati anche in parte sfruttati dal sistema scolastico precedente. Ecco, però è chiaro che noi siamo in un momento in cui da una parte abbiamo bisogno di riconoscere le responsabilità, dall'altra dobbiamo iniziare a risolvere i problemi. Abbiamo deciso di iniziare a risolverli con i primi 100.000, con una tecnica per le assunzioni successive. Il tutto subito credo che nessuno possa prometterlo, però dal tutto subito a non fare assolutamente niente, noi siamo il governo che fa quello che è possibile in questa fase politica e storica del Paese, mettendoci delle risorse. Quello che forse a me amareggia di più è che questo è un governo che ci sta mettendo le risorse per assumere e per creare stabilità, sempre con l'ottica di fare una buona formazione per i nostri ragazzi, non fine a se stessa, perché sennò sbaglieremo anche stavolta. Allora, in questo senso io credo che al di là dello sciopero legittimo, e io veramente ho sempre rispetto dei lavoratori e delle parti sociali, al di là dello sciopero il processo di ascolto più o meno efficace, insomma qui potremmo discutere, l'avevamo iniziato prima dello sciopero, lo continuiamo dopo. Sicuramente io credo che il grado di apertura del nostro partito, in particolare con i responsabili, del governo stesso, con i sottosegretari e il ministro, in questi giorni c'è stato, ci sono stati incontri e ripeto, io sono stato testimone di un po' di questi incontri con la cittadinanza del Premier in maniera diretta, anzi li ho stimolati. È chiaro però che alla fine, voglio dirlo in maniera molto chiara, perché se no tradiremmo il mandato che si era preso questo governo, alla fine dovremmo fare una sintesi, la miglior sintesi possibile, e cercando di pianificare i prossimi anni per cercare di dare stabilità a questo sistema, perché è un dato che non è confutabile, che è inconfutabile per tutti, che noi stiamo pagando una precarietà di questo sistema che è da anni all'interno di questo Paese. E allora io chiedo anche a tutti i soggetti che sono attori e protagonisti di questa fase storica di avere un minimo di sangue freddo e di lungimiranza per capire che un po' alla volta, i primi 100.000 subito, poi altri 60.000, eccetera, eccetera, cercheremo di stabilizzare dentro un regime di responsabilità e di merito, le due cose fondamentali per ridare anche una pubblica amministrazione, nella scuola in questo caso, in generale nella pubblica amministrazione italiana, che sia efficiente nei confronti del rapporto con i cittadini, in questo caso con gli alunni. Le faccio un'altra domanda. In questo senso, come si riesce a coniugare l'esigenza di formalizzare delle assunzioni di persone che sono precarie da anni, da troppo tempo, perché appunto c'è stata anche una sentenza in Europa in questo senso, come si riesce quindi a stabilizzare dei rapporti che sono precari, ma allo stesso tempo vedere quale può essere la modifica strutturale di programma di una scuola dove magari c'è una componente umanistica probabilmente predominante rispetto alle esigenze di un'evoluzione di un'economia, di un futuro per i ragazzi. Come si possono coniugare le due cose, entrambe importanti e sacrosante? Beh, questa credo che sia il nocciolo di una delle domande che noi ci poniamo tutti i giorni. Quindi come diamo più qualità, sempre maggior qualità e aderenza al momento storico che viviamo all'insegnamento nella scuola. Perché è chiaro che noi proponiamo un piano delle assunzioni, ma è chiaro che dentro quel piano dobbiamo anche avere il supporto della riqualificazione di un pezzo di questi insegnanti, ovviamente, perché il mondo sta cambiando e quindi anche le scienze che insegniamo ai nostri ragazzi stanno cambiando. Io faccio l'esempio che spesso si fa, no? Il dattilografo che si insegnava alla ragioneria probabilmente oggi è meno attinente al momento storico in cui viviamo e quella materia non serve, ovviamente. Perché scriviamo tutti io dico, non si insegna più e
quindi quelli che sono in quella famosa graduatoria e che avevano queste qualifiche, noi da una parte abbiamo l'obbligo giuridico di assumerli, dall'altra quello che diciamo noi è che abbiamo l'obbligo morale nei confronti dei figli di riqualificarli e di renderli aderenti al piano formativo moderno. Questa è un'operazione che stiamo cercando di portare avanti. Entrati in una scuola a vedere come funziona, si rende conto che sta dicendo delle cose che fanno parte di un altro? L'impressione che non la conosciamo. Queste cose si fanno da sempre. Corsi di allora se si fanno pagando di tasca propria, sia giovani, se si fanno, non parlate di cose che non conoscete. Venite nelle scuole a vedere, è quello che non avete mai fatto. Un attimo, interveniamo una alla volta. Domenico, chiude così sentiamo cosa pensa. Non soltanto le frequento per motivi pubblico. familiari, più che altro, non soltanto politici, per fortuna mia, avendo dei figli, ma io dico che queste cose qui ha detto bene, io sono d'accordo, oggi le lasciamo alla buona volontà dei bravi insegnanti e tanti si fanno il percorso formativo individuale pagando solo di spesa. Io sono d'accordo. Domani non ci avete messo un euro dentro. Però se mi lasciate parlare, milioni di euro solo per i formatori, e neanche un euro per chi andrà a formare. Io capisco, io vorrei discutere, l'ho studiata, la so a memoria dall'inizio alla fine, quindi non mi frega su niente. Ma io non sto cercando di fregare nessuno. Perché mi sono fatto due scatole così di essere preso per i fondelli. È 4 mesi che fate. Perfetto. Io non mi frega su nessuna cifra, anche perché insegno matematica da 32 anni. Ok, va bene. Allora adesso io sto solo parlare cercando di fare un ragionamento immediatamente rispetto a quello che stiamo cercando. Prego. Io dico, ha detto bene, gran parte di questo lavoro oggi è lasciato, e è vero, è lasciato in mano alla buona volontà del singolo. Oggi, noi vorremmo mettere in atto più così, un processo organizzativo vero alla formazione, agli strumenti di che questi credo che insegnanti. sia a vantaggio del buono insegnamento e la stragrande maggioranza di bravissimi insegnanti che abbiamo in questo paese. Noi siamo da quella parte lì. Allora io dico, troveremo il modo, avete scritto, troveremo il modo, credo, nelle prossime giornate, lo dico perché questo è fonte del governo e del nostro partito, di dialogare sempre di più con le parti sociali, l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito prima, durante e dopo lo sciopero, di fare le modifiche che riteniamo necessarie a valle di queste ulteriori consultazioni. Io e credo di dirlo con la tranquillità, ma anche con questo senso di responsabilità che dobbiamo avere però tutti, perché altrimenti corriamo il rischio, come sempre in Italia, che da questa cosa succeda una cosa, che non si fa nulla. Ecco, io credo che questo è il rischio più grande che corriamo e credo invece che noi dobbiamo lavorare tutti insieme per portare avanti il decreto e per renderlo sempre più compatibile con il nuovo modo di insegnare. Noi andiamo un minuto di pubblicità e dopodiché sentiamo i Cobas in replica. Cosa ne pensa? Tenga il microfono, dopodiché parla lei. Grazie.